Mercoledì 1 marzo 2023, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno e diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi: profumi rubati da Belluno a Milano. Un servizio di Striscia la Notizia in un mercatino lombardo porta alla luce la destinazione di migliaia di oggetti sottratti qui. La confessione: siamo senza lavoro, ci procuriamo ore furtiva. La polizia conferma ladri trasferitisi spesso all'opera da noi. Profumi, cellulari e altra merce rubata a Belluno venduti nel mercatino abusivo di Milano e quanto emerge dal servizio denuncia di Striscia la Notizia. Il venditore spiega: siamo 6 amici, il lavoro non c'è, rubiamo e rischiamo, sai, la galera, no? Perché è roba da dentro, da Treviso, rubato da Belluno, prendili tutti e tu guadagni. Che in provincia agissero bande di predoni pendolari non è una novità, lo conferma anche il capo della squadra mobile della questura, Jacopo Ballarin. Tutti i casi che noi abbiamo trattato di episodi importanti erano sempre ladri che arrivavano da fuori, quindi trasferitisi. Altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: passaporto nuovo, il consolato salva la gita scolastica. Il tredicenne di Trichiana non poteva andare a Nizza, questura e diplomatici si mobilitano. E purtroppo non è andata a lieto fine la ricerca dell'anziano scappato dalla casa di riposo di Arsier. Questo purtroppo è il titolo di oggi. Anziano morto, era in una vasca per i liquami. Una tragedia ha messo fine alle ricerche di Antonio Salina, l'85enne scomparso sabato, ritrovato ieri esanime dentro la vasca dei liquami in una stalla. Foto di copertina: Cortina, il via tra le polemiche, conclusione in 2 mesi, pista da bob da demolire, ieri i primi colpi di ruspa. Primi colpi di benna alla vecchia pista da bob Eugenio Monti, realizzata per le Olimpiadi del 56. La demolizione durerà 60 giorni e avrà un costo di 2,2 milioni di euro. Scatta la rabbia di Cortina Bene Comune, nel dossier si parlava solo di riqualificazione, appunto. Vediamo in questo caso un escavatore partito per la demolizione della storica pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Belluno, Capriolo investito, regione contro la provincia. Falcade 1 milione per sistemare l'acquedotto difettoso. E ancora al piano verde di Belluno, torniamo nel capoluogo, nuova fontana e alberi tagliati. La mobilità a confronto con i commercianti, in centro più posti per le auto e soste più lunghe. Per quanto riguarda invece lo sport, sci paralimpico, dopo l'argento René De Silvestro conquista l'oro a Kitzbühel. L'iniziativa nei rifugi in Ampezzo: si serve la birra con i nomi ladini. Rivamonte, Schiena, il borgo di 3 abitanti, danni al buio, luci spente. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano una notizia riferita al mondo degli alpini. Alpini pronti per il raduno sfileranno in 8.000, ovviamente in provincia di Belluno, dal 16 al 18 giugno. A Belluno le penne nere del Triveneto, a buon punto la macchina organizzativa. De Pra, presidente della sezione ANA di Belluno: sarà una festa per la città, mi auguro che bar e ristoranti siano tutti aperti. I costi della casa: allarme mutui e stangata sulle rate a tasso variabile. Per i prestiti ventennali da 100.000 euro ora si pagano 141 euro in più al mese. Sparito dall'RSA di Arse, anche il Corriere delle Alpi mette un richiamo in prima pagina purtroppo sulla fine di Antonio. Antonio è morto annegato, il corpo trovato nella stalla. Il corpo di Antonio Salina, scomparso sabato da Arse, trovato nella vasca della stalla. Borgo Valbelluna, nonno vigile mostra la paletta, insegue l'auto, va a processo. A processo volontario dei nonni vigili di Belluno dopo l'inseguimento a Pranolz. Foto di copertina identica a quella che abbiamo trovato nell'edizione del Gazzettino, che ci porta a Cortina d'Ampezzo: colpi di pala meccanica sulla vecchia pista da bob, via alla demolizione selettiva della Monti a Cortina. Questa dunque è la prima pagina del del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno. Come sempre, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, ulteriore approfondimento in merito al nuovo PD, Schlein, rebus poltrone, la neoleader alle prese con il ruolo da offrire al suo rivale, e cresce l'ipotesi della presidenza Dem a Bonaccini in attesa dell'assemblea del 12, dove si voteranno le nomine. Vincitori e vinti discutono i futuri assetti del partito.
L'intervista a Matteo Renzi, siamo a pagina 3, rottamo Italia Viva, ora partito unico con Calenda. Il leader di Italia Viva, la vittoria di Elli è un danno per i 5 Stelle, la competizione sarà cruenta, una sinistra radicale rende più forte Meloni, al Viminale vorrei vedere un vero politico. L'intervista la trovate a pagina 3, ecco alcune dichiarazioni di Renzi. Calenda propone un percorso che termina in autunno con la fusione di Azione e Italia Viva. Ci sto con Schlein e Meloni, il confronto sarà più estremo, ma gli italiani preferiscono i riformisti come noi. Il nuovo PD, alcuni commenti, Zan, diritti sociali e civili viaggiano insieme, Veneto avanti con Elli, Scarpa, teniamo unito il partito e collaboriamo tutti con la nuova segretaria. La strage di Crotone, approfondimento invece in merito a quanto accaduto sulle coste della Calabria, naufragio di Stato, questo è il titolo, attivata una procedura di polizia, invece di un'operazione di ricerca e soccorso, vacillano le prime ricostruzioni ufficiali, cronaca di una sciagura annunciata. Allarmi ritardi, questa è la ricostruzione, sabato 24 alle ore 4:47, il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo dirama un generico warning, avvertimento per un'imbarcazione diretta verso le coste italiane. Sempre sabato 24 alle 22:30 un aereo della missione europea Frontex, l'agenzia comunitaria della Guardia di Frontiera e Costiera, segnala e localizza il barcone e circa 40 miglia dalle coste di Crotone. Domenica 25 a mezzanotte e mezza 2 mezzi navali della Guardia di Finanza, una motovedetta veloce e un pattugliatore escono in mare in condizione forza 3 e 4 per cercare il barcone su cui viaggiano i migranti. All'una le 2 unità navali tornano indietro ai loro ormeggi, rispettivamente a Crotone e Taranto, un'ora dopo un secondo tentativo fallito di soccorrere il carico in condizioni meteo proibitive. Alle 4:30 arriva una telefonata in inglese con la richiesta di aiuto alla Guardia di Finanza che mobilita i carabinieri. Alle ore 5:30 un pescatore del posto viene chiamato da un amico della Guardia Costiera, vai a vedere in spiaggia se è successo qualcosa. Alle 5:45 le forze dell'ordine intervengono mentre la barca con i migranti si spezza su una secca e il mare trasporta a riva decine di cadaveri. Ci sono intere famiglie andate perdute. 66 morti accertati fino a questo momento, ma ci sono ancora decine di dispersi, 15 minori a bordo del carico che non sono riusciti a salvarsi, 8.000 la cifra in euro chiesta dai trafficanti per la traversata. E sempre in merito alla tragedia avvenuta a Crotone, la ricerca dei fantasmi, le storie di Nabi e Adi nel Palasport della Morte dove cercano notizie dei parenti dispersi, ma è vero che la nave è affondata a pochi metri dalla spiaggia di Crotone e questo è quello che si chiedono. 66 appunto il numero delle vittime, 6 le bare bianche che accolgono le vittime più giovani della tragedia. A pagina 9 notizie invece che riguardano la guerra in Ucraina, la guerra a casa di Putin, i droni ucraini alle porte di Mosca e San Pietroburgo, chiusi gli aeroporti, lo zar se la prende con i sabotatori e la Finlandia si difende con un muro. La staccanovista cacciata da Musk dormiva in ufficio per lavorare di più, fatti di attualità. Esther Crawford fa parte dei 200 fra ingegneri e impiegati che sono stati licenziati nel weekend. E vediamo appunto in questo scatto Esther Crawford era capo esecutivo della divisione abbonamenti Twitter Blue. Notizie adesso che riguardano la regione Veneto, pagina 11, Anni Chiarico prende oggi il timone della sanità, primo obiettivo diminuire le liste di attesa. Presentato il nuovo capo dei servizi sociosanitari, Flora esce di scena per i risultati da conseguire e rendere il Veneto più attrattivo per i medici. È una tragedia invece che ha colpito la comunità di Riese, siamo sempre in Veneto. Tommaso, ucciso dalla meningite, il 17enne ha donato gli organi, i primi sintomi venerdì, è morto dopo 4 giorni in terapia intensiva, in lutto 2 paesi e il mondo della pallacanestro. Studiava al liceo di Bassano e fin da piccolo aveva giocato a basket. Sempre dal Veneto, economia veneta, i fondi arabi entrano in Superjet, pronto un piano da 190 milioni. Tessera, accordo firmato a Dubai tra Markup Capital e la società russa United Aircraft Corporation. Ma adesso passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 15, ecco la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, alpini attesa per il raduno Triveneto, sfileranno 8.000 penne nere. Nell'assemblea di domenica si parlerà della 3 giorni di metà giugno, il presidente Depra annuncia le prime indiscrezioni, l'intervista di Ruffini vi aspetta in questa pagina. Alcune dichiarazioni del presidente Depra, punto ristoro in piazza Piloni, ma bar e ristoranti saranno tutti aperti, mostra fotografica a Palazzo Bembo nel 50° del disastro del Vajont.
60° o forse era sempre riferito all'anno precedente. Domenica l'assemblea, Ucraina, armi, diplomazia, Ampi apre il dibattito fra i soci. Continuiamo con pagina 16, allarme mutui, stangata sulle rate, bellunesi in fuga dal tasso variabile. Per prestiti ventennali da 100.000 euro, ora si pagano 141 euro in più al mese, tax force di Adiconsum con 10 ex bancari. Ed ecco appunto l'impennata dei tassi di interesse. Come possiamo vedere, l'impennata ha avuto inizio dal 1° dicembre 2021, via via è cresciuta fino al giugno 2022 per arrivare nel mese di settembre del 2022 con picchi che hanno raggiunto o hanno quasi sfiorato il 5%. La scheda si può negoziare per respirare le opzioni sul tavolo, ulteriore approfondimento che troverete in questa pagina del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 17, invece notizie che ci portano nel capoluogo bellunese. Sers ha trovato personale, più ospiti e maggiori incassi. 2022 anno nero per i conti, la perdita coperta usando parte del capitale sociale. Gamba, ad aprile saremo a regime con gli ospiti, riaperti tutti i nuclei. Il caso ciclabile a Oltrevalle, scomparsa dal triennale, questo il quesito posto dal consigliere di minoranza Jacopo Massaro. Altre notizie brevi che riguardano il capoluogo: Nevegal, nuovo piazzale ma niente per i sentieri, Nicolini manca visione, la dichiarazione di Nicolini, consigliere di minoranza. La proposta di valore comune, un concorso di idee per restaurare Villa Fulcis Montalbane, ancora Tisoi, fontane senza rubinetto, così si spreca acqua. Ancora dal capoluogo, pagina 18, fatto di cronaca giudiziaria, l'ex morosa e con un altro li picchia entrambi. Denunciato un giovane per violazione di domicilio, lesioni e porto illegale di arma, scatterà il braccialetto elettronico. Ingiusta detenzione, lo Stato gli paga 4.000 euro per i domiciliari, l'uomo era stato condannato in primo grado per prostituzione, pena dimezzata in appello e annullata in Cassazione dopo 40 giorni agli arresti. Sottosegretario alla Giustizia, altra notizia, il senatore Ostellari in visita al carcere e a Palazzo di Giustizia, ovviamente del nostro comune, della provincia di Belluno, comune di Belluno. Siamo a pagina 19, verso il Giro d'Italia, tra cime blindate, bus da Auronzo, partita l'organizzazione delle tappe. Vertice ieri in prefettura per affrontare gli aspetti logistici, orari di scuole, fabbriche e di sicurezza. Il prefetto Savastano, 2 giorni di fuoco, ma siamo ben felici di ospitare la corsa. Meteo: oggi è prevista neve dai 900 ai 1100 metri, febbraio è stato secco, manutenzioni, piano del verde, analisi e verifiche sugli alberi. Avviata la ricognizione sulle piante del comune, previsto anche un censimento completo e un regolamento. Passiamo a pagina 20, sport, l'evento Droga contro le droghe, i campioni stimolano i ragazzi. Ieri al Teatro Comunale l'incontro dedicato a 400 alunni delle superiori, sul palco il Centauro d'Arolde e il calciatore Masocchi. Il messaggio di Noemi Batchi che possiamo vedere in questo scatto per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube. Protezione civile, notizia di spalle, scuola sicura a Renier, esercitazione regionale contro le calamità. Continuiamo con pagina 21, Feltre, Arsier, purtroppo si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Antonio. Antonio è negato nella vasca della stalla, questo è il titolo, il corpo trovato dove puntavano i cani. L'anziano era scomparso dalla casa di riposo sabato, la triste scoperta fatta dal sindaco e da alcuni vigili del fuoco. È l'epilogo che nessuno si augurava, il corpo di Antonio Salina è stato trovato nella tarda mattinata di ieri nella vasca che fa parte delle attrezzature in dotazione alla stalla dell'azienda agricola La Francescana in località Novegno. La morte probabilmente risale già alle ore successive la sua scomparsa dalla casa di riposo che aveva lasciato nella mattinata di sabato. Il ritrovamento è stato compiuto dal sindaco Luca Strapazzon, che stava facendo l'ennesimo controllo insieme ad alcuni vigili del fuoco e a uno dei proprietari dell'azienda agricola. Sulla scorta delle 2 segnalazioni registrate dai cani molecolari che nei giorni precedenti erano giunti nei pressi della stalla per poi perdere le tracce, le squadre avevano deciso di eseguire un'ulteriore verifica dei luoghi. Evidentemente l'anziano ha trovato il modo e la forza di superare la recinzione che circonda la grande vasca, forse pensando di trovare un riparo nella struttura dove trascorrere la notte. L'ipotesi più probabile è che l'uomo possa essere scivolato all'interno e solo nella giornata di ieri il corpo è venuto a galla quando è stato notato dalla squadra di ricerca. Dall'altra parte la vasca contenente i liquami prodotti dal bestiame è profonda alcuni metri e non c'è da meravigliarsi se la sagoma di Salina non sia stata notata prima. Probabilmente appunto l'anziano 85enne è scivolato dopo aver superato una recinzione ed ecco appunto il luogo
della vasca dei liquami della Stara di Novegno, dove è stato trovato il corpo dell'anziano uscito sabato dalla casa di riposo di Arsie. Due notizie che riguardano Feltre. Sabato 11 marzo, l'arte al femminile tra le opere al civico, protezione civile, le tute gialle dell'ANA in azione a Vellai. Passiamo a pagina 22. Feltre, Pedavena, distretto del commercio, apre il bando per i contributi. Ci sono 105.000 euro a disposizione degli operatori per azioni di riqualificazione. Si va dal risparmio energetico alla digitalizzazione fino alla riapertura di locali sfitti. L'assessore Curto: non è la soluzione, ma è un segnale forte per le piccole attività. Dal 17 al 19 marzo disponibili vari pacchetti, training sul Monte Avena alla scoperta dei percorsi della Dolomiti Beer Trail e ancora Biosfera Montegrappa, bandi B-Hub presentati venerdì in birreria. Fatto il passaggio di consegne del locale che riaprirà domenica alle 11, Marilisa saluta dopo 12 anni, la gelateria passa a Issam e Chiara. Continuiamo con pagina Feltre. Fonzaso, proprietario colto di sorpresa, i ladri rubano una potente BMW. Martino Zannin stava chiudendo la sua officina, aveva lasciato l'auto all'esterno, sono arrivati in due su una Panda e poi si sono dileguati in direzione di Treviso. Ed ecco un'immagine della videosorveglianza che mostra la BMW e la Fiat Panda mentre si allontanano. Prosecco millesimato da premio, Biasiotto merito dell'uva Glera, Lamon, la fisiatra Poletti resta al lavoro fino ai 70 anni. Siamo a Limana, casa di riposo, dal Molin chiamata alla guida dell'azienda Limana Servizi. L'amministrazione del Zanet punta sulla commercialista impegnata nel sociale, rafforzata la collaborazione con la Servizi alla persona Longarone Zoldo. Altre notizie brevi. Borgo Valbelluna, italiano per le straniere, l'Auser propone il corso. Sedico alla scoperta del territorio con lo storico dei vecchi. E ancora Borgo Valbelluna, nonno vigile espone la paletta e insegue un'auto. A processo il volontario accusato dei reati di violenza privata, usurpazione di funzione e detenzione di segni dei corpi di polizia. Pagina 25, Ponte nelle Alpi, Consiglio Comunale dei Ragazzi, i primi passi per la Costituzione. Partito un progetto di educazione civica rivolto agli alunni delle medie e partini. L'obiettivo è arrivare alla creazione di un organismo di giovani con il mini sindaco. Al Pago, in appalto per 6 anni il chiosco comunale alla Baia delle Sirene. Ponte nelle Alpi ancora, rotatoria a Santa Caterina, accordo tra gli enti per spartirsi la gestione. Notizie anche da Longarone, trasporto a chiamata, il comune cerca la ditta. Passiamo a pagina 26 con le notizie che riguardano Lagordino. Cencenighe, chiude la filiale di Banca Intesa, il sindaco: un altro servizio perso. Da giugno il comune avrà un solo sportello di credito, cerchiamo di resistere ma così è difficile. Agordo, i ragazzi del Foladoro attivi dietro le quinte delle gare studentesche. Ospedale di Agordo, l'USL Dolomiti nomina Francesco Minniti a capo della medicina. Dalla Val di Zoldo, parcheggi a pagamento, protestano gli esercenti. Per noi sono un danno. Pagina 27, viabilità, siamo in Comelico, Galleria Comelico, i sindaci premono per il via ai lavori alla strada di valle. L'obiettivo è di completare il progetto esecutivo entro estate e poi potrebbe essere programmata la prima parte dei lavori. Il presidente Iagnese dovrà convincere ANAS a ritardare ancora l'intervento nel tunnel. E sempre dal Comelico, notizia di spalle, collegamento scistico per gli ambientalisti, il piano è da ripensare. San Pietro, acqua di colore anomalo, gli specialisti dell'ARPAF trovano tracce di tritolo. La sentenza: truffa su una stufa, condannato a 7 mesi. Notizia in questo caso che ci porta a Pieve di Cadore. E adesso la notizia che ha aperto come foto di copertina. Siamo a Cortina, ruspe in pista, questo è il titolo. Al via la demolizione del vecchio tracciato della Eugenio Monti, lavori per 2,2 milioni di euro. E vediamo appunto gli operai e gli addetti per la demolizione e un primo piano di come era strutturata la storica pista da bob di Cortina d'Ampezzo. La rabbia dei proprietari di campo, il villaggio qui è un tradimento, comitato sul piede di guerra dopo la riunione della cabina di regia. Altra notizia e un approfondimento dedicato appunto ai lavori in atto per le Olimpiadi 2026. E sempre a proposito delle Olimpiadi, idea Spresiano, carta veneta per lo skating, il velodromo in costruzione è candidato da Zaia per le gare di pattinaggio su ghiaccio dopo la rinuncia del Trentino. Partita tutta politica, secondo Lombardia, per respingere l'assalto di Torino, sul tavolo l'alternativa fortissima di Rho. E vediamo il velodromo in costruzione a Spresiano, per il quale sono stati stanziati 30 milioni di euro. Si tratta di una struttura con ampi spazi per il pubblico e servita da 2 caselli autostradali. Dalla rubrica Cultura e Società, dentro la gabbia, il noir metropolitano tra le cicatrici di una Marghera terra di nessuno. Stefano Cosmo scrive dei luoghi dove è nato e ha vissuto le arti marziali, l'illegalità e la fedeltà ai sentimenti.
Dalla rubrica Giorno e Notte, parlare delle guerre per chiedere la pace, teatro e premiazioni domani al Comunale. Atto finale del concorso 1943-2023, i bombardamenti sui civili. Si parte alle 10 con un monologo firmato da Emergency. Mostra a farse atti arte, cortina e teatri di guerra di Luca Campigotto. E andiamo avanti con le notizie dedicate allo sport. Andrea Pietrobon pronto alle strade bianche, debutto del World Tour. Ciclismo, il Cadorino inizia l'annata sabato a Siena con la Eolo di Contador. Sto meglio dopo l'infortunio, farò di tutto per esserci al Giro d'Italia. Pallavolo, Santa Giustina e Spes, assegno in seconda divisione, impresa della DRL Under 15. Sci alpino paralimpico, Coppa del Mondo, festa per René De Silvestro, a Kitzbühel finalmente oro, una grande emozione. Sci alpinismo, il mondiale di Martina Scola parte con un 10° posto. Basket Under 14 femminile, Valbelluna più concentrato, è il suo il derby con il Feltre. Ancora sci alpino, trofeo Net Insurance, Gallina e Trevisan, i migliori fra gli allievi nel Super G. Oggi tocca ai ragazzi. Calcio Serie D, domenica a Montecchio si gioca sul sintetico di Sedico il DG, l'assenza di personalità va compensata con il gioco. Piazzi, la Dolomiti non deve sentirsi inferiore a nessuno, il percorso è giusto. Per il calcio di eccellenza, Limana Cavarzano, Piazza, adesso siamo consapevoli della nostra forza. Calcio giovanile, 2 talenti della Dolomiti, Marcone Trevisan, Provino Torino con la Juventus. Rugby Serie B, Feltre Mirino già puntato sul San Marco, Funario non siamo in vetta per caso. Calcio a 5 Serie D, Sedico vittoria e goleada, il primo posto è a 4 lunghezze, 2-10 il risultato finale tra San Venemille B e Sedico. Calcio a 5 Under 15, giornataccia Canottieri sul parquet del Bissuola. Calcio a 5 Under 17, Canottieri 3 punti d'oro sul Conte delle Sambe. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, da molto nuvoloso al mattino a parzialmente nuvoloso nel corso del pomeriggio con possibile comparsa di qualche schiarita. Precipitazioni nella notte fino al mattino, probabili precipitazioni con limite della neve intorno ai 900-1100 metri, nel pomeriggio progressivo esaurimento delle precipitazioni fino a risultare assenti ovunque entro fine giornata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.